Avanti, zio, dopo questi bei discorsi che abbiamo fatto, ora dobbiamo fare lo sponsor. Lo sponsor? Ah, scusa, che fai? Non mi ripigliare le dai. Il sponsor. Il sponsor. Non mi correggi. Lo sponsor. Lo sponsor. E come si dice? Cioè, perché io praticando con te ho perso l'italiano. Facciamo così, facciamo un sponsor. Va no, bene? no, io non te lo permetto di dire perché, Allora, perché gli sponsor devono pagare gli e quindi lo, maschile. Allora, lo, va bene? Va bene. Facciamo sponsor. Sponsor. Allora, vai. ci siamo? Ci siamo. Hai il naso che ti cola a uso fontana? Il tuo naso sembra la fontana di Trevi, ubicata a Roma, costruita nel 1000, non lo so. Ma perché la fontana di Trevi? Scusa, abbiamo la nostra bella acqua e lenzuola a Catania? Ma che c'entra, zio, per fare un National Geographic, capito? Nazionale. Sì, ma fai il National Piscaria che viene meglio, no? Vabbè. Hai il naso che ti cola a uso fontana Acqua e lenzuolo? Bravo. Ok, suona meglio. Acqua e Vediamo, fallo lenzuolo. tu. Acqua e lenzuolo? Acqua e lenzuolo? Hai il naso che ti cola a uso l'acqua e lenzuolo? Hai l'acqua che ti cola tipo acqua e lenzuolo? A uso, no, a uso. A vai. uso, ancora io. A uso acqua e vuol dire lenzuolo. attivo, va. Attivo. Come se. Va. Sì. Ma tu non mi puoi però imbastardire così, zio, perché già qua stiamo... Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo vai. avanti. Poi. Hai il naso che ti cula a uso quando stai munnando una cipolla? Hai comprato le cipolle al mercato per fare la cipollina, allora devi comprare la pasta sfoglia. Io ti consiglio di farla a casa, però se vuoi comprarla invece già pronta, Ma va scusa, bene chi così. sta Poi fai battendo? la salsa, la condisci un po' di sale, olio, pepe, la cipolla è buonissima. Puoi mettere... non l'hai, unità studi! Sì, io- allora, le mie perché abilità- sei partita dalla spesa? Ti ho detto, hai il naso che ti cola a uso quando stai munnando una cipolla? Munnare, voce del verbo mondare? Mondare? Ma quello è un altro. Mondere. Mordere? No, mordere, come si dice quando prendi le cipolle e la mondi? Sbucciare, sbucciare. Sbucciare, scuzzare, sminitiare, come si dice? Va bene, comunque devi levare la scoccia della cipolla. Della cipolla? Vedi, ormai parlo come Ci siamo? Ci siamo, Ti zio. dico l'altra che è pazzesca. Va bene. Hai il naso onduppato tipo che hai cemento amato e arrunfi a tipo che si insirracco che sta serrando un ballo di 8 in un capannone del librino? Allora, questo è difficile. No, zio, ce l'ho questa. Nel tuo naso si è costituita una mucosa tale per la quale è impossibile che l'aria acceda dal tuo naso, dalle narici, nel tuo organismo per poi prendere parte alla respirazione interna e esterna, quindi arrivare agli alveoli polmonari, rilasciare l'anidride carbonica e prelevare... Ma che mangi enciclopedia? Va bene, va. Hai il naso onduppato, uso che hai cemento amato e hai l'azzaro dentro? L'acciaio, azzaro. Hai l'acciaio nel naso? E non respiri? E non respiri? E manca così che non basta manco l'aria? E devo fare meno che non basta l'aria? Non basta l'aria? L'aria? Non basta l'aria? Spruzzo presenta azzarina. No. Lo spray, come? No, vedi, allora quando le zie dicono che tu preferisci la ziarina e la zia rosa, hanno ragione, azzarina. Che c'entra? L'azzarina, si chiama azzarina, ma è una divaricazione, un divaricamento di uno spray. Cioè derivato? Derivante? Questo vuoi dire? Che viene? Etimologicamente derivato da, si dice. Ah? Ah? No, Derivante? O derivante o deponente, sempre un spray per naso. Spray per il naso. Azzarina, basta uno spruzzo soltanto e il tuo naso si libera ampiamente, non lo so, io me ne sto perché e il naso ti si scattiva tutto quanto da un lato e dall'altro e puoi finalmente respirare. Basta uno spruzzo e poi vai. No, io Vai, respiro prova. benissimo. No, Guarda, zio, respiro benissimo, non mi serve. A uso poco? Dai, respira, se no non puoi dormire. Che fai? Un bravo sponsor, spruzza. Bene, prova. Fai uno spruzzo di qua, vai. 1 e 2. No, non respirare troppo forte, non Zio, ti esci. ma Non tagliare, zio. respiro benissimo. Sì, Wow! la testa, maronna, dopo tu. Troppo... Azzarina, lo spray nasale che non devi usare mai. Bene.